Sì, grazie, buonasera a tutti. Io sono davvero rimasto entusiasmato dalla forza di questi giovani, a vedere tanti giovani così riuniti. Siete la speranza del mondo piacentino sportivo. Io penso che con i sacrifici, perché di sacrifici bisogna farne tanti tutti, qualcuno di voi arriverà anche in alto, ne sono sicuro. Ne abbiamo bisogno perché Piacenza merita qualcosa in più di quello che raccogliamo adesso, perché abbiamo potenzialità enormi. Dicevo prima, Modena 2 squadre in Serie A, e ora che Piacenza riemerga e faccia valere tutto il suo valore sportivo. Questo lo può fare solo attraverso di voi, perché voi siete il futuro, siete la gioia, siete lo spirito di questa città. Grazie davvero, grazie al presidente Beccari, grazie a tutto il mondo del basket, che grazie a questa iniziativa ci consente di raccogliere qualche soldino per le nostre comunità che sono state messe in ginocchio e sono state messe veramente ad una prova in questi giorni. È una cosa triste vedere i nostri villaggi, le nostre strade, i nostri ponti e tutto quanto, però quando si vedono iniziative come questo, quando si vedono giovani con un entusiasmo come questo, viene coraggio e viene forza, e sono sicuro che con la forza di tutti voi e noi ce la faremo tutti. Grazie.